L'agenzia ha un'attività molto complessa nell'ambito lagunare. Noi abbiamo un piano di monitoraggio che viene svolto mensilmente e che permette di classificare i corpi idrici lagunari ai sensi della direttiva acque e della direttiva 2060. Facciamo dei prelievi dei sedimenti, dell'acqua, nella colonna d'acqua, facciamo delle analisi e restituiamo i dati per una classificazione di corpi idrici che vengono consegnati alla Regione, al Ministero, ad ISPRA e poi vengono inviati alla Comunità Europea per un monitoraggio della qualità dell'ambiente lagunare. Accanto a questo l'Agenzia svolge attività di supporto agli enti pubblici laddove devono fare una serie di interventi. In particolare un esempio classico per la nostra laguna sono i supporti che l'Agenzia dà per esempio alla Direzione Infrastrutture della Regione per le attività di dragaggio. Noi facciamo prelievi, in questo caso prelievi di sedimento, facciamo delle analisi, verifichiamo la compatibilità del materiale per supportare le scelte che l'amministrazione regionale intende fare quando va a dragare un canale e quindi aiutiamo a scegliere qual è la strada migliore dal punto di vista ambientale per gestire il materiale e successivamente per questi interventi di tipo antropico, quindi di dragaggio dei canali, andiamo a svolgere dei monitoraggi che ci permettono di verificare come sta procedendo l'intervento di dragaggio e quindi verifica che l'intervento non crei degli scompensi ambientali. La laguna è un ambiente complesso, presenta una serie di problematiche ad ampio spettro. Abbiamo una semplificazione degli ambienti naturali. Negli anni c'è stata una perdita di sedimento che ha contribuito ad accelerare i processi di erosione. La laguna soffre della pressione antropica, quindi dell'intervento sicuramente dell'uomo. Soffre sicuramente di una serie di possiamo dire, scompensi che si traducono in presenza di sostanze contaminanti, per esempio. Dalla gronda lagunare, quindi dall'entroterra, i fiumi, soprattutto nella parte maranese, hanno degli apporti di materiale che vanno drenando le aree agricole e quindi possono portare in laguna fitofarmaci, per esempio, o nutrienti. D'altra parte possiamo avere delle attività industriali che possono portare ulteriore contaminante, per esempio. Abbiamo tutta l'attività di portistica, tutta la cantieristica della nautica, che sono delle fonti di pressione. Ecco che i monitoraggi che noi facciamo come agenzia ci permettono di capire quali sono le concentrazioni di queste sostanze, di capire come sta il nostro ambiente e di agire di conseguenza, o meglio di dare le informazioni al pianificatore per poter agire di conseguenza. È sicuramente un ambito importantissimo dal punto di vista naturalistico, perché offre una diversità di ambienti che permettono l'instaurarsi di specie animali e specie vegetali molto particolari, che a volte troviamo solo in alcune parti della nostra laguna o comunque di alcune lagune, per esempio del nord Adriatico. La laguna è importante per il sostentamento anche delle comunità. Pensiamo agli stock ittici che sono presenti. Il settore della pescicoltura, della molluschicoltura, essendo un ambiente molto dinamico che permette la creazione di microambienti particolari, ci permette di avere molta diversità. Deve essere sicuramente sviluppata in maniera ecosostenibile, permettendo di essere sfruttata però con un certo tipo di approccio, un approccio che deve permettere di tutelare il più possibile questi tipi di ambienti. Bisogna fare una pianificazione che tenga conto di tutti gli aspetti naturali, quindi di tutte le valenze da una parte e di tutte le necessità o le pressioni dall'altra. Sicuramente uno strumento che potrà aiutare, ci auguriamo, sarà quello del piano di gestione del SIC Natura 2000 che la Regione ha ripreso nell'ultimo anno e mezzo a redigere con una collaborazione molto importante. C'è un tavolo tecnico coordinato dalla Direzione Infrastrutture a cui partecipano servizi regionali, le università con i loro apporti scientifici, partecipa l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia per le proprie conoscenze appunto di monitoraggio e di supporto che diamo all'amministrazione regionale, partecipano anche quei soggetti che sono deputati alla tutela dell'ambiente, penso per esempio alla Sovrintendenza per i beni paesaggistici. L'obiettivo è finirlo per avere la prima bozza per fine anno, massimo la primavera del 2017, ci permetterà di tutelare e gestire in maniera un po' più sostenibile la laguna.